Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. È stata presentata al Teatro Ariston di Sanremo la cartolina della Regione Liguria che va in onda tutte le sere del festival. Il video ruota intorno al concetto dell'unicità dell'essenza ligure, con scene ironiche e poetiche che portano la Liguria nelle case di milioni di telespettatori. Nella settimana del festival Orientamenti fa tappa a Sanremo. Questa mattina al Palafiori il produttore discografico Stefano Senardi ha incontrato più di 100 studenti dell'Istituto Cristoforo Colombo e del Liceo Cassini di Sanremo. Gaia inaugura Suzuki Stage in Piazza Colombo, aprendo ufficialmente la programmazione del palco che porta il festival nel cuore della città. Con la sua esibizione la cantautrice ha dato il via ai live del festival diffuso, proponendo un sound che intreccia pop, influenze latine e sonorità contemporanee. Un mix di agevolazioni da contributi a fondo perduto a finanziamenti a tasso agevolato a sostegno delle imprese che investono nell'entroterra. E questo è il pacchetto di misure per favorire la vita e il lavoro nelle aree interne liguri. Anche nel 2026 Regione Liguria sostiene i progetti di accoglienza e accompagnamento al mare dedicati alle persone con disabilità. Stanziati 100.000 euro per iniziative che garantiscano un accesso sicuro e inclusivo alle spiagge libere liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.